I veggenti di Medjugorje rivelano: la Madonna ci ha fatto vedere durante le apparizioni il suo figlio Gesù. Ecco come ci è apparso. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi di un argomento che sta, penso, molto a cuore a coloro che seguono con grande interesse le apparizioni di Medjugorje. Ehm, E il fatto è che forse pochi sanno che non è apparsa soltanto la Vergine Santissima ai veggenti di Medjugorje, ma in alcune occasioni è apparso anche Gesù. Già il primo giorno delle apparizioni, anche se da lontano, i veggenti hanno visto la Madonna che mostrava di tanto in tanto il bambino che portava in braccio. Quando la Madonna appare per Natale, abitualmente viene con Gesù bambino in braccio, e questo vale per tutti i veggenti nel momento in cui hanno avuto o hanno le apparizioni quotidiane. Una delle veggenti ha detto infatti di aver visto Gesù piccolo per Natale e di averlo visto anche all'inizio quando la Madonna è apparsa per la prima volta. Un'altra volta il piccolo Gesù li stava aspettando. Maria lo teneva così piccolo piccolo tra le sue braccia. In un'altra occasione essi hanno visto soltanto la testa di Gesù come ferita e piena di sangue. Ecco che quindi Gesù è sempre apparso, tutte le volte che è apparso ai veggenti, è sempre apparso non da solo, ma sempre all'interno delle apparizioni con la Vergine Santa. Ogni volta a Natale la Madonna viene col piccolo bambino in braccio appena nato. Qualche anno fa, in occasione del Venerdì Santo, la Vergine Santa è apparsa con a fianco Gesù flagellato, insanguinato, incoronato di spine, e ha detto ai veggenti: ho voluto mostrarvi quanto Gesù ha sofferto per tutti noi. Ehm, quindi i veggenti, ecco, non sanno dire con esattezza quante volte Gesù e la Vergine Santa sono apparsi insieme. Visca intende a occhio e croce siano apparsi insieme circa 7-8 volte. Gesù è apparso sia come bambino che come adulto. Per 3 volte a Visca è apparso come bambino. La prima volta, detto Visca, che gli è apparso è stato in occasione della prima apparizione per la festa di San Giovanni, il 24 giugno del 1981. La seconda volta in occasione di una natività della Vergine Santa l'8 settembre dell'81. La terza volta è stato a Natale del 1982, almeno per quanto riguarda Visca. Lo ha descritto come un bambino meraviglioso, di una bellezza tale che non può essere descritta. E la Madonna anche era molto radiosa e sembrava a tutti i veggenti, insomma, di stare in cielo. E, e- e durante, ecco, invece il periodo della Quaresima e della Settimana Santa, Gesù si è presentato in uno stato tale da fare pietà, insanguinato, pieno di sputi e di piaghe, orribile, tanto che tutti i veggenti molto spesso, vederlo in quelle condizioni, sono scoppiati a piangere. Un'altra volta è apparso bellissimo, però i veggenti hanno visto soltanto il busto. Una volta era divino, di una bellezza indescrivibile, e quella volta rimase pochissimo con i veggenti. E l'ultimo sabato santo era pieno di sputi e di sangue, ma sotto si vedeva un volto bellissimo, di una bellezza indescrivibile. Ehm, la Vergine Santa lo ha sempre presentato dicendo: questo è mio figlio, e ha aggiunto come lui ha molto sofferto, però ha vinto, e ha detto pure che lei è tra noi solo per dare gloria a suo figlio.
Gesù una volta ha parlato, come ha fatto pure la Vergine Santa, e ha parlato di come ha patito e di come poi ha vinto, e ha detto: credete fermamente, pregate e non abbiate paura, angeli miei, anche voi vincerete. La Madonna, quando a Natale è venuta col bambino Gesù tra le braccia e non ha dato alcun messaggio, certe volte è stato lo stesso Gesù bambino che ha iniziato a parlare e ha detto: io sono la vostra pace, vivete i miei comandamenti. Ecco che a un certo punto, in occasione di un'apparizione, in cui la Vergine Santa ha fatto vedere ai veggenti alcune scene della sua vita, dietro la Madonna si è creato un azzurro celestiale che poi si è affievolito, e una forma strana è apparsa alla Vergine Santa dietro alla spalla destra. Era la figura di un uomo ferito e sanguinante, con gli occhi marroni, i capelli lunghi e la barba. I veggenti riuscirono a vedere solo le spalle e il capo di quell'uomo, che dal volto lasciava trasparire un'intensa sofferenza. La Vergine Santa ha detto: guardate colui che ha dato tutto per la fede, così che quello che state attraversando non vi sembri eccessivo. La figura si è poi dissipata piano piano nell'aura azzurra dietro alla Vergine Santa. Visca, descrivendo Gesù, ha detto che Gesù ha gli occhi di color marrone scuro, una piccola barba e capelli un po' ondulati. Bene, ecco, spero insomma che questa descrizione fatta dai veggenti abbia soddisfatto un po' la curiosità di noi tutti, no? Di sapere qualche cosa di più sul volto di Cristo, e abbia reso ancora più profondo in noi il desiderio di adorare questo santo volto, fonte di ogni grazia e di ogni benedizione e gioia per tutte coloro che lo adorano. Soprattutto è importante adorarlo per la salvaguardia delle famiglie e della nostra persona, oggi così gravemente insidiata e minacciata dalle insidie del maligno. A presto, carissimi.